Bentornati al nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. Parliamo delle nevicate che stanno per arrivare a bassa quota, proprio nella giornata di venerdì, quando sarà il clou della fase instabile, comunque con solamente alcune aree favorite da nevicate anche fino a quote più basse rispetto a quanto si mettevano dagli ultimi aggiornamenti. E vediamo un po' come le correnti artiche puntano nel Mediterraneo centrale, e proprio nel corso dei prossimi giorni, già probabilmente da giovedì, subiremo l'ingresso delle correnti artiche al nord-ovest. Questo sarà il settore che risentirà pochissimo di precipitazioni, anzi addirittura assenti, con il Mediterraneo che scaverà quindi questo profondo minimo depressionario, che insomma andrà a portare un peggioramento deciso per quanto riguarda il centro, sulle zone del Lazio, dell'Appennino, proprio su questi settori, con nevicate però comunque sopra i 1500 metri, e al sud sempre rovesci, specie al mattino, sulla Sardegna, e peggiorerà anche comunque sulla Campania, il Molise e la Puglia settentrionale nel corso della giornata. Il ricordo però invece per quanto riguarda la giornata di venerdì, eccolo qui, l'ingresso quindi di questa perturbazione che, come vedete, coinvolgerà il nord e porterà quindi questa frequenza proprio nel corso della nottata e poi della mattinata di queste fioccate di neve, che inizialmente saranno al di sopra dei 800-900 metri per quanto riguarda il nord-est, mentre sull'Alta Lombardia anche sotto i 700 metri. Come vedete, quindi nel corso della serata calerà decisamente la quota neve per quanto riguarda la giornata di venerdì, e come vedete proprio venerdì bruscamente calerà fino a 400-500 metri su queste zone, che risentiranno maggiormente quindi di intensità precipitativa e ovviamente di nevicate. Non avremo altrove delle precipitazioni se non piogge deboli, come vedete sulle aree in blu in evidenza. Ovviamente comunque saranno piogge sparse intermittenti, mentre saranno più significative altrove, come vedete nevicate sui fondovalle e sui settori dolomitici. E invece per quanto riguarda, come vedete, nel corso del pomeriggio e della serata, tenderà a peggiorare proprio sulla bassa Lombardia, poi sulla Liguria, ove qui insomma assisteremo a delle nevicate che tenderanno ad abbassarsi ulteriormente di quota proprio dalla serata di venerdì, quando potremo addirittura vedere dei fiocchi misti a pioggia sulla Lombardia centro-orientale e addirittura proprio sui rilievi liguri e sulla Emilia, sull'Appennino emiliano, che assisteremo insomma al rischio di qualche precipitazione nevosa attorno ai 400-600 metri di quota. Per quanto riguarda la nottata di sabato, e qui ovviamente la neve sull'Appennino calerà ben sotto gli 800 metri su quello centrale, così come avremo una maggiore intensità delle precipitazioni proprio entro la mattinata di sabato, anche fino a raggiungere l'Appennino emiliano e sulle Marche, dove qui la quota neve, pensate, calerà di quota, arriverà anche tra i 300 e i 500 metri. Quindi insomma questa quota nevosa sembra confermata da tutti quanti i modelli, proprio per il minimo depressionario che si andrà a situare sul Mar Adriatico e spingerà gradualmente, poi si allontanerà verso i settori nord-orientali. Porterà ancora qualche rovescio, come vedete bene in evidenza, soprattutto in pieno mare, ma soprattutto sulle coste del Basso Tirreno, ben in evidenza. Mentre, come vedete, migliorerà sul nord, a partire dal nord-ovest, tenderà ad avere più spazi soleggiati. Si prospetta una giornata di sabato quindi contrastarà questa situazione, ma attenzione, perché un nuovo flusso di aria artica è pronto a spingere verso l'Europa, e quindi una nuova perturbazione sarà pronta ad affondare sulla Gibilterra, con ottiche però ancora da capire, perché potrebbe nascere anche una seconda perturbazione sulla Francia per portare l'ingresso dalla porta del Rodano di una nuova perturbazione. E proprio nella giornata di domenica, quando sarà la giornata più fredda, potrebbe depositarsi quindi molto freddo nei bassi strati, creare questo cuscinetto favorevole anche a delle nevicate, insomma anche fino in pianura, pensate. In questo caso bisogna vedere bene l'evoluzione e le prospettive, che sono ancora incerte. Vedremo di valutare nel corso dei prossimi aggiornamenti meteo. Seguiteci sempre.